Ciao ragazzi, benvenuti a questo video. Oggi voglio mostrarvi il mio kit di primo soccorso, che è questo. Allora, questo è un kit di primo soccorso che è diverso dal kit di pronto soccorso. Il primo soccorso è quell'aiuto che io posso dare a me stesso oppure a un infortunato nell'attesa che intervenga il soccorso sanitario qualificato che io ho chiamato. Per cui sarà un qualcosa di più semplice del kit di pronto soccorso, che deve contenere diverse cose e di solito è molto ingombrante. Questo è un piccolo kit che deve servire sul momento per, diciamo, stabilizzare l'infortunato. Adesso possiamo andare a vedere da cosa è composto. Allora, innanzitutto, come potete vedere, è contenuto in una tasca simil militare. Possiamo vedere dietro a queste due specie di, possiamo definirle fibbie per agganciarlo all'esterno dello zaino. Poi c'è un gancio sopra. È fatto in materiale abbastanza resistente, insomma è tipo una tasca militare, è, diciamo, come definizione una tasca portadocumenti. Dopo c'è questa specie di tasca con una rete, qua c'è una bandiera a strappo, io ho messo una bandiera con la croce rossa così si può capire bene di che cosa contiene. Questo genere di tasche io l'ho comprata su internet, dopo sotto vi metto il link di dove l'ho acquistata. È una tasca della Condor e vi metterò anche un video di un ragazzo che fa una descrizione della tasca. Allora andiamo a vedere cosa contiene il kit di primo soccorso. Allora abbiamo diversi scompartimenti, andiamo un po' per ordine. Innanzitutto questo, cos'è questo? Sono un paio di metri di nastro americano di colore giallo che è ben visibile. E questo, diciamo, non è un presidio medico ovviamente, ma può tornare utile per diverse cose. Mi sono ferito, uso una garza, poi faccio 2 giri di benda, posso fissare il tutto grazie al nastro isolante, però se mi si rompe la scarpa posso utilizzarlo per riparare la scarpa, lo zaino, insomma ha molte funzioni, quindi può sempre tornare utile. Inoltre è giallo, si vede da lontano, può anche servire come segnalazione. Poi vediamo cosa abbiamo qua. Siccome c'era un po' di spazio ho aggiunto qualcosa che va oltre il contenuto che si può trovare in un kit di primo soccorso, diciamo, tradizionale. Qui abbiamo una piccola confezione di crema 50+, giusto per le labbra in caso se si è in alta montagna con la neve magari. Dopo c'è, vabbè, una matita, c'era a posto. Dopo ho messo un accendino Bic classico, funziona. Questo c'è già nel mio kit, nel Fire Kit, che ci ho già fatto un video, andate cercatelo sul mio canale, lo potete vedere. Comunque un accendino in più non fa male, non pesa. Inoltre può essere utilizzato per magari sterilizzare un ago, se bisogna togliere una spina o bucare una vescica, quindi può tornare utile anche diciamo in senso medico. Dopo abbiamo un piccolo coltellino della Victorinox, quelli da 3 funzioni, ci sono le pinzette, le forbici e una lima. Dopo qui davanti abbiamo ancora una piccola boccetta di profumo che contiene un po' di disinfettante e un paio di pinzette, queste pinzette, e questi 2 oggetti li utilizzo se devo togliere una spina, ad esempio. Le pinzette le posso sterilizzare con l'accendino, posso estrarre la spina e dopo ho una piccola quantità di disinfettante che serve per disinfettare la puntura o la ferita dovuta ad una spina, o ad esempio a una zecca. Queste pinzette vanno bene per estrarre le zecche, le ho già provate. Qui adesso non le tiro fuori, ci sono una serie di fascette da elettricista, queste ci stavano, le ho inserite lì. Ora andiamo a vedere qua dietro cosa ho. Qua ho una serie di garze di bende. Allora innanzitutto questo è una salviettina disinfettante. Adesso qua ne ho una in più, ne altre 2 qua dietro, le vedremo dopo. 2 ne ho usate, di solito con me ne porto 5 di queste. Mettiamo qua. Dopo andiamo a vedere qua dietro, vediamo se esce. Eccoci qua. Adesso questo lo sposto un attimo. Allora qui abbiamo qua dentro, innanzitutto iniziamo da questi. Queste sono delle compresse di garza 10x10, qua ne ho 2 10x10 e poi ne ho altre 4, vediamo se sono qua,
no, dovrebbero essere dall'altra parte, no, ci sono anche qua. Allora, dentro questa busta, per evitare in caso di... ecco una cosa, non è impermeabile questo, quindi se lo tenete al di fuori dello zaino e piove il contenuto potrebbe bagnarsi, quindi si utilizzano delle buste e il contenuto diventa impermeabile, almeno una parte del contenuto. Questo è un cerotto di quelli che si possono tagliare. Dopodiché abbiamo, eccole qua, altre due garze, queste invece sono 18x40, altre due garze 18x40, un altro cerotto di quelli larghi e un cerotto sempre di quelli a striscia che si possono tagliare e va bene per diverse ferite. Dopo andiamo avanti e questo scomparto diciamo che è stato completato. Allora lo giriamo così, adesso qua si apre questo e qua abbiamo qui ho le altre due salviette disinfettanti come quella, più ho un set cucito, diciamo, c'è un po' di filo elastico, un filo normale in nylon, un bottone e due aghi. In più ho una serie di spille da baglia, eccole qua, legate da una catenella, diciamo. Le spille da baglia, anche queste molto utili sia per fissare le garze, le bende, oppure se si strappano i pantaloni, si strappa lo zaino, insomma, sono molto utili. Bisognerebbe sempre averle con sé. Dopo, come detto, due salviette e il kit per cucire, il kit cucito, diciamo. Anche questo avevo dello spazio, l'ho inserito qui per non metterlo da altre parti. Qua c'è un altro cavetto e dopo abbiamo due scompartimenti. Vediamo cosa c'è nel primo. Allora, in questo scompartimento abbiamo una garza orlata, ottima per fasciature di qualsiasi tipo. Dopodiché abbiamo un'altra garza e una terza, mi pare. Ah no, prima ci sono i guanti. Ecco, in questo sacchetto ben compressi ci sono un paio di guanti di quelli in lattice. Perché ho un paio di guanti in lattice? Perché ovviamente questi non saranno mai sterili, però se io mi trovo in difficoltà durante un trekking, in escursione, probabilmente le mani non saranno proprio pulite. E andare ad operare su delle ferite con delle mani sporche non è il caso. Inoltre, finché mi ferisco io, diciamo, di solito io conosco che malattie ho, mentre se devo andare a soccorrere un mio amico, una persona che non conosco, non è il caso di venire a contatto col sangue, sarebbe il caso di utilizzare un paio di guanti. Ecco che ho sempre con me un paio di guanti in lattice, usa e getta. E vediamo cosa c'è nell'altra tasca. Un sacchetto di nylon che potrebbe servire per può contenere diverse cose. Diciamo che all'interno del kit serve per contenere l'immondizia, diciamo, quindi le cartacee, garze sporche, cerotti sporchi. Dopo abbiamo un'altra benda con anche l'aggeggino per richiuderla, se no si può sempre usare lo scotch o la spilla da baglia. Qua abbiamo un'altra garza, sempre 18x40. E poi abbiamo un set di cerotti, classici cerotti di diverse dimensioni, e questi non ne ho tanti perché insomma i cerotti sì, vanno bene per piccoli tagli, punture, però se c'è una ferita questi non servono più di tanto, è molto importante avere le garze. E vediamo ancora, c'è ancora qualcosa. Ultima cosa, ecco un sapone è sempre utile per l'igiene personale o comunque anche per lavarsi le mani appunto prima di tra virgolette operare sulla persona ferita. Questo è quello che tutti questi oggetti sono quelli che stanno all'interno. Forse si riesce a ricavare ancora un po' di spazio, magari si può mettere ancora qualcosa, ancora qualche garza. È molto importante avere le garze con sé perché quelle permettono di assorbire il sangue in caso di ferita. Tutta questa cosa è quella che sta all'interno, abbiamo visto, della tasca. Poi non ci stava lì all'interno, quindi lo tengo sempre nello zaino. Sempre con me nello zaino ho anche questa, una mucchina gel. Questa, beh, non mi serve solo in situazioni di emergenza. Ad esempio, prima di mangiarmi un panino, mi do una lavata di mani con la mucchina. E in più ho anche una coperta isotermica, di quelle classiche, un lato argento, un lato color oro. Dietro ci sono le istruzioni, le applicazioni, insomma. Ecco. Assieme a tutto il resto c'è anche questo.
Bene, questo è quello che si trova all'interno del mio kit di primo soccorso. Spero che questo video vi sia piaciuto, magari scrivetemi quello che secondo voi è inutile o se c'è qualcosa che dovrei aggiungere. Bene, al prossimo video, ciao!